È in prognosi riservata, ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica, la bimba di 10 anni travolta da un'auto ieri a Creazzo mentre si trovava sul marciapiedi col papà e col fratellino. I carabinieri di Valdagno intervenuti sul posto stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente accaduto domenica nel primo pomeriggio in via Cesare Battisti. Secondo la ricostruzione, improvvisamente un SUV guidato da un cinquantenne vicentino uscendo di strada sarebbe finito sul marciapiedi, travolgendo la bambina e colpendo di striscio anche il fratellino che era con lei e che sarebbe rimasto fortunatamente solo lievemente ferito a una mano. Sul posto si sono precipitati i medici e gli infermieri del SUEM 118. Constatata la gravità della situazione, la piccola è stata portata all'ospedale di Vicenza in codice rosso. I carabinieri, raccolte le testimonianze, hanno sottoposto ad alcol test l'automobilista. Dalle notizie che stanno girando sembrerebbe che l'uomo abbia avuto un elevato tasso alcolemico. La Procura di Vicenza ora potrebbe aprire un'inchiesta per far piena chiarezza sul drammatico incidente.